paio di episodi arbitrali come una concessione di un rigore molto discusso a Code 272 avevano un po' esacerbato gli animi, che poi nel finale sono tornati alla calma. Qui Carnevali trova il varco e Laurato se lo prende subito. La Pisana ha iniziato fortissimo, prima Massari poi Laurato, è 2-0. Laurato se ne va con una gran giocata. Laurato dalla media distanza, il destro esce di un nulla. Che giocata del numero 11 da Stolfo. Allora Laurato, ancora Laurato ce l'ha sul destro, prova a rientrarci, poi lo fa partire contro un avversario. Ancora Laurato però, attendono ancora. Carnevali alla fine batte, fuori per un destro straordinario e va sotto la traversa, ripaga. E come? L'autogol è stato Cervini, scusate, no, Matteo Laurato, gol pazzesco di Laurato, 4-3.